Ancora un ospite d'eccezione per Pordenone Pensa, la rassegna promossa dalla provincia di Pordenone e dal circolo Eureka. Sul palco del Teatro Miotto di Spilimbergo, protagonista della serata lo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia, che ha presentato al pubblico il suo ultimo lavoro, il romanzo L'uomo che non voleva amare. È un libro, L'uomo che non voleva amare, che parla di sensi di colpa, della difficoltà, della voglia di essere felici, dell'incapacità di alcuni di essere infelici, quindi sicuramente delle tematiche più difficili, più complesse rispetto a Tre metri sopra il cielo o Scusa ma ti chiama amore. Non credo che sia una svolta quanto un naturale approfondimento di quella che è stata una scelta, quella di parlare d'amore, e quindi una scelta delicata e a volte bellissima. Una formula, quella di Pordenone Pensa, che piace a pubblico ed addetti ai lavori, come sottolineato dal presidente della provincia Alessandro Ciriani. La formula è vincente, è stata molto apprezzata perché significa non polarizzare, non concentrare tutto sul capoluogo, ma portare i grandi protagonisti della vita culturale, giornalistica, economica d'Italia nel nostro territorio. Questo consente di far conoscere il territorio ai pordenonesi, ma di farlo apprezzare anche chi viene da fuori. È una formula che nel corso degli anni si è raffinata, si è robustita, si è rafforzata, come ho detto prima, riscuote un grande successo e quindi non possiamo che migliorare. Il prossimo appuntamento è in programma domani sera alle ore 20:30 nella sala consiliare della provincia con la presentazione in anteprima de La stagione dei ricordi. Il volume raccoglie le memorie inedite di Gastone Parigi, padre della destra friulana, scomparso nel gennaio del 2010.